insieme tante risorse per il mondo migliore, perché qualcuno mi dice è troppo quasi surreale, per me attraverso queste creazioni e quello che è stato fatto qui esiste il mondo migliore, se vogliamo, in un certo senso, nel senso che tutti possiamo contribuire per portare bellezza e auspicare al miglioramento della vita. Il senso di questa serata è proprio che bella idea mettere insieme i bambini delle scuole che quindi con piccoli oggetti sono riusciti a creare delle grandi cose. Che bella idea mettere insieme le associazioni che cooperano per il bene comune. Che bella idea aiutare dei ragazzi che hanno vissuto periodi tristi della vita e far capire che anche loro hanno un valore attraverso la creazione. E quindi che bella idea coinvolgere delle persone che hanno bisogno di fare dei lavori per recuperare, e quindi che bella idea poi l'aspetto imprenditoriale, perché a me piace dire che Ricrearti nasce proprio per riusare creativamente gli scarti di lavorazione aziendale. Quindi che bella idea coinvolgere gli imprenditori che possano parlare delle loro esperienze. Quindi tante belle idee danno il mondo migliore, diciamo. Una mostra fotografica di creazioni realizzate con materiali di recupero. Come dice il titolo, una bella idea, storie di riciclo, riuso e sostenibilità ambientale. È quindi un'iniziativa significativa anche alla luce dei temi UNESCO, in primis quindi rispetto dell'ambiente, la valorizzazione del paesaggio e delle architetture presenti. E strategico è il luogo. Infatti lo shopping center, strettamente collegato alla vicinissima stazione ferroviaria, dovrà essere valorizzato sempre di più come punto di arrivo e di partenza del turista, per la visita alle colline patrimonio dell'UNESCO, del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, perseguendo però obiettivi di rivitalizzazione commerciale e turistica, di riordino e di riqualificazione sostenibile. Quindi, in definitiva, in conclusione, un plauso va all'impegno profuso da tutte le persone che hanno collaborato a questa iniziativa, contribuendo a seminare un futuro migliore al quale tutti auspichiamo. Che bella idea, per la scuola media di Mareno è stato un laboratorio creativo che si è inserito all'interno di un progetto già esistente di sostenibilità ambientale. Il progetto aveva il fine di far passare i concetti di riuso, di riciclo e di sostenibilità ambientale in una maniera avvincente. Quindi la scuola ha preso la palla al balzo facendo questi laboratori che hanno permesso proprio di creare dei veri e propri progetti artistici partendo da dei materiali di riciclo che di solito si scartano, e è stata un'esperienza bella ed emozionante per i ragazzi perché hanno visto creare dal niente degli oggetti personali e molto belli. E il laboratorio è partito in classe, ma poi purtroppo è seguita la zona rossa del lockdown e quindi è terminato a casa con le rispettive famiglie. Sicché come secondo fine questo laboratorio ha permesso anche ai ragazzi di coinvolgere le famiglie, i fratelli, i genitori. Tutta la famiglia si è adoperata per dare una mano e per la realizzazione anche delle foto artistiche. Sicché è stata un'esperienza, diciamo, assolutamente positiva, che poi ripeteremo anche quest'anno per tutte quante le classi. Grazie.